Io essendo arrivato adesso non so, ma voi avete spiegato il caso concreto che è successo a Genova? Se non l'avete spiegato mi permetto di fare 2 minuti il PM di sorveglianza. Io ho fatto una scheda, ma lei è molto più efficace delle mie schede. Vada col PM. Di sorveglianza. Dal giudice non gli si può chiedere altro che applicare la legge, anche se la legge è sbagliata. E se si applica una legge sbagliata non è colpa del giudice che le applica, è colpa di chi ha fatto la legge. Allora, nel caso di specie abbiamo a che fare con una persona che aveva fatto un paio di omicidi, 2 o 3 omicidi a suo tempo, 3 omicidi per intenderci. Fatto questi 3 omicidi era stato dichiarato incapace di intendere e di volere. E quindi per questa ragione non poteva stare in carcere né può essere considerato colpevole. Per questa ragione l'hanno messo fuori. Dopodiché qualcuno, perché la legge così prevede l'ordinamento giudiziario, così prevede la legge. Quindi di quel che ha fatto prima, quando non era capace di intendere e volere, non si può tenere conto. Dopodiché ha fatto delle rapine e per questa ragione è stato, nel rispetto di quel che prevede l'ordinamento penitenziario, si è comportato in un modo tale per cui ha già avuto altri permessi, quindi che tecnicamente quel permesso doveva avvenire, non c'è dubbio che non è colpa del magistrato che ha fatto quel che prevede la legge. Meglio, aspetta, non ho capito, lui ha avuto i permessi come rapinatore, non come killer, questo mi sta spiegando lei. E questo è il problema, poi piaccia o non piaccia, questo è il problema, perché come killer non era colpevole, perché lui si era rinsavito nel frattempo, questo non ho capito ma purtroppo la legge, quelle prevede, la legge è fatta male, nel senso che è fatta in un modo tale che il giudice lo deve applicare e basta. Che ci siano delle responsabilità, ma sono altri giudici che hanno dichiarato che era incapace di intendere e volere. Quindi mi scusi, lei quindi è a favore di una revisione dei meccanismi premiali, Di Pietro? Io sono a favore del fatto che l'ordinamento penitenziario deve essere rivisto in modo tale che si debbano evitare queste cose che sono successe, ma criminalizzare il magistrato semplicemente perché ha applicato la legge è troppo riduttivo. Piacerebbe anche a me chiuderla che è la colpa solo di quello. Ma chi l'ha andiamo a vedere, Feltri dice una cosa bene. Feltri, io fossi per il magistrato opterei. Mi ascolti, dottoressa, se io fossi per il magistrato adotterei proprio quello che ha detto Feltri prima. Facciamo un'inchiesta per verificare, perché è l'unico modo per poter lui uscirne pulito, se ne è pulito, perché altrimenti rimane sempre il dubbio che lui ha applicato male la legge. Il problema di fondo è un altro, purtroppo, che questo ordinamento penitenziario, così come è fatto, è un fatto pieno di buchi, tale per cui applicando la legge, sai come si dice alla mia parte, il medico chirurgo uscendo dalla sala operatoria dice ai pazienti l'operazione è perfettamente riuscita, ma il paziente è morto. Avviata azione disciplinare per il direttore del carcere di Marassi, a comunicarlo è il DAP in merito all'evasione durante un permesso premio di un serial killer a Genova. Mi spiega cosa vuol dire questo? Che fanno una verifica per accertare se quel permesso è stato dato nel rispetto della legge. Fossi io, ripeto, e il direttore del carcere e il magistrato di sorveglianza, lo chiederei a gran voce una verifica del genere. Perché? Perché è l'unico modo per uscire fuori da una corresponsabilità che mi pare evidente essere nella legge. Nel momento in cui la legge prevede che una volta dichiarata una persona incapace di intendere e di volere e che anche se ha ammazzato, dopo non si deve tener conto di quel che ha fatto, mette in condizione di chi deve applicare la legge di stare con le spalle al muro. Per cui fa bene a iniziare quella procedura, ma il problema di fondo è se non interveniamo sulla legge ne ritroveremo tanti altri di casi di questo genere e se permette poi quando sarà il mio momento vorrei intervenire anch'io sulla questione più generale di cui si discuteva adesso. È il suo momento, Di Pietro, riflettori su di lei. Scusa, ma lei, essendo io fuori di qua, non volevo interrompere il dialogo che veniva là. Ma come è diventato educato? Ecco, che bravo ragazzo! E cosa vuole? Si avvicina la vecchiaia. La terza età, per noi dei forconi veri, nel senso che siamo contadini e la forca ce l'abbiamo davvero, non abbiamo la Jaguar dietro l'angolo, per capirci. La situazione è un po' diversa. Allora, volevo dire queste, due cose. Io dico che il cattivo esempio viene dall'alto e faccio l'esempio di ciò che sta accadendo in questi giorni. In questi giorni, faccio solo 2 esempi tanto per cominciare. La norma che è stata prevista ieri e l'altro ieri è che
lo Stato deve essere biscazziere, siccome mi servono i soldi faccio in modo che stiano bene e possano svilupparsi ancora di più e quindi gli do ancora più possibilità a coloro che fanno gioco d'azzardo di fare il loro gioco, quindi giocando sulla pelle di cittadini, sulla loro economia, sulla loro disperazione di chi non ha più niente da fare e si gioca l'ultima lira pur sperando nel santo in paradiso di vincere il terno all'otto. Questo è ancora una volta un gioco delle tre carte di uno Stato biscazziere e anche criminale. Ma voglio dire un'altra cosa, se per trovare soldi tu dici, siccome mi servono i soldi, faccio il condono dei capitali che rientrano all'estero, allora provate a pensarci. Dico all'eurodeputato onorevole Gardini, lei è parlamentare, europarlamentare, prende lo stipendio a Bruxelles, ma lo può tranquillamente riportare in Italia, nessuno gli dice niente, non c'ha bisogno del condono, perché è legittimo i soldi che ha preso perché fa l'eurodeputata. Perché c'è bisogno di prevedere un condono per chi ha i soldi all'estero? Perché chi l'ha imboscato all'estero chiede il condono soltanto se non... Quello è poco ma sicuro, Di Pietro. Allora quei soldi vanno sequestrati e confiscati, non condonati. Ma che Stato biscazziere è questo? Ecco, se l'esempio viene da questo modo di legiferare, è chiaro poi che nella società esce l'idea che il più forte, il più furbo, il più spregiudicato la fa franca. Fino ad oggi abbiamo detto sempre che questo diceva è Berlusconi. No, mi permettete di dirlo proprio a me, che sono un anti-berlusconiano da sempre. No, non è così. Noi magistrati, dice il mio ex collega Piercamillo Davigo, abbiamo commesso un grande errore. In realtà, quando abbiamo fatto Mani Pulite, ci siamo comportati come i predatori. La selezione della specie, lo so, ma l'ha spiegata questa cosa. Più forti, più esperti, più spregiudicati, quelli cioè che sapevano nascondere o ingegnerizzare la tangente l'hanno fatto franca. Va bene. In un primaria aperta era giusto che, così come era previsto dal regolamento stesso, tutti potessero partecipare per dare una forza alla ricostruzione di un centrosinistra di governo sulla base di un programma per uscire da questa palude di una, come si dice, larghe intese che servono a tutto e servono a niente. Tanto è vero che io insisto nel dire che quel che si sta verificando in queste ore, in questi giorni, con la legge di stabilità e tutti gli altri provvedimenti, sono leggi tampone che mi pare niente affatto stanno migliorando al di là delle dichiarazioni di principio il Paese. Mentre i politici parlano che tutto va bene, Madama la Marchese, il Paese sta sempre peggio, l'economia va sempre peggio e la situazione sociale è ancora peggio. Ed è per questa ragione che concludo, per questa ragione che ho concluso rispetto alla domanda che ha posto lei, ma quindi verso i giovani, ecco, io credo che la Prima Repubblica è finita ai tempi in cui siamo arrivati noi che abbiamo fatto la fotografia di quel che era successo nei malanni della Prima Repubblica con Mani Pulite. La Seconda Repubblica, rappresentate dai Di Pietro, Berlusconi, Bossi, Fini, Casini, chi ha più appena è finita pure quella. C'è necessità di una terza Repubblica e nella terza Repubblica avete lì due parlamentari, uno di destra e di sinistra, che mi pare già loro stessi rappresentano la novità. Io voglio dire, Forza Italia non vedo che ci sia solo Berlusconi, che lui pensa che sia solo lui. Per esempio c'è anche la Gardini, ma io quando immagino Renzi, Meloni, lei ha parlato di energia, io che sono del centro-sinistra e che voglio costruire un centro-sinistra unitario, voglio essere un padre, anch'io partecipare a essere padre fondatore, ma fare un passo indietro rispetto a nuove generazioni. L'Italia dei Valori ha promosso nel nuovo congresso Ignazio Messina. Io penso che nel centrodestra, per esempio, persone come la Meloni, come la stessa Gardini, come tante altre persone, sono persone che possono dire e dare qualcosa. Allora, larga a questa nuova generazione. Lei si è messo da parte volontariamente, mi pare che in alcuni altri partiti questa volontà ci sia meno, perché Berlusconi non c'ha nessuna voglia di mettersi da parte. Ma si candiderà alle europee, Di Pietro, però. Sì, però insomma, lui non si sente... No, ma non è una polemica. Candidarsi alle europee. Una cosa è candidarsi alle europee, lo faccio e lo riaffermo, ma nell'ambito di un partito, Italia dei Valori, che non è più Di Pietro, ho tolto il nome di Pietro, per dare modo alla classe dirigente giovane di venire fuori. Questo è il problema. Di Pietro, a lei che musica le piace? A me piace Mina, Celentano, Battisti, è la musica dei miei tempi. Un uomo d'altri tempi, come devo fare con lei? Ognuno la sua musica. Dia la mano a Ron allora a Sanremo, Di Pietro. Mi consente la battuta, in realtà io ai miei tempi più che cantare facevo cantare. Come bravo.
Di Pietro, però io la voglio fissa. Io le voglio fare un contrattino, la voglio fissa lì. Una volta arrivammo con i finanzieri della zona di Piazza Velasca a Milano a suonare a un signore che dovevamo sentire, perquisire, anche poi arrestare. Bastonare. In realtà, come suonarono i finanzieri al citofono, questi cominciò a parlare, e c'è una relazione di servizi che ce l'ho ancora io, cominciò a parlare al citofono, ma no, è stato lui che ha fatto, ho detto, chiate 10 metri, dice aspetta, scendi giù dall'ascensore. C'era l'intercettazione citofonica, non più telefonica ma citofonica. Va bene, è contagiosa la rottamazione secondo te, Aldo? Cioè una roba che alla fine poi è punto. necessaria. Ma io penso che tutti i paesi hanno bisogno di un ricambio anagrafico e l'Italia in modo particolare. Però non è soltanto una questione appunto di anagrafe, non si tratta di mettere semplicemente un giovane al posto di un anziano, si tratta di fare delle cose nuove o fare in modo diverso le cose di prima. Ecco, i nostri ragazzi non devono pensare che le generazioni precedenti abbiano avuto la vita facile. Devono essere consapevoli che i nostri nonni hanno combattuto guerre mondiali, guerre civili, i nostri padri e le nostre madri hanno ricostruito un paese distrutto e hanno fatto sacrifici che oggi noi non riusciamo neanche a immaginare. Io nel libro racconto un po' la mia storia. La mia bisnonna Tilde sposò un uomo che non aveva mai visto, perché nella campagna piemontese povera si combinava. Prego. Soltanto per dire una cosa, scusi, perdoni. Io ricordo sempre la frase che mi ha detto mio figlio Antonio Junior non molto tempo fa. Io per stimolarlo, lui sta facendo l'ultimo esame, proprio diritto fallimentare, pensa un po'. Allora, io per stimolarlo gli ho detto, mi raccomando, tua nonna mi diceva sempre, quando vedi un treno che passa, devi saltarci su, saltaci. Lui mi ha guardato e mi ha detto, papà, ai tempi tuoi comunque passava il treno, mo non passa più. Questo è il dramma della nuova generazione. Antonio Senior, devo andare in pubblicità.